sempre. Direttamente al vivo. Allora, scusate, questa è la rivoluzione, sono dimenticata il dettaglio. C'è sempre un personaggio che si intrufola poco ultimamente in questi eventi e pare che si sia presentato questa sera. Mi dicono che è stato lasciato in quei spazi, io lo lascerei, quindi... Ma 10 secondi, giusto per prendere un po' in giro, giusto che... Ciao Dani, ciao. Io non conosco questo tipo, non conosco nemmeno tutta questa gente. Infatti sono per te, tutte queste persone. Lei è conosciuto. Anche perché comunque le foto un po' schifo, sinceramente, non c'è neanche un minimo di cornice. No. Magari lasciamo un po' di spiccioli così, vediamo un po' di soldi per un po' di cornice. Ok, grazie. Sì, ma poi tua mamma non c'è? No, non c'è. Sì, perché in realtà comunque lui non ha fatto nulla, ha fatto tutto a sua mamma. Come serve? Giusto? Boh, dai, ora devo parlare di questo personaggio qua che comunque non conosco, comunque proverò a dire qualcosa. Come ho detto, le foto a me sinceramente non sono schifo, però comunque quando guardo queste foto vedo sempre, cioè perché lui non è lui le foto era un po' nato così, cioè lui non sapeva cosa fare nella vita, cioè aveva detto Nanni, diamo una macchina fotografica così quando usciamo in giro tu ci fai le foto e poi le rivediamo. E quindi adesso noi praticamente vi possiamo raccontare in ogni foto una storia che anche riguarda il Nani, però saremo fare un video. Niente, quindi cosa posso dire? Boh, basta, cioè, io non conosco queste persone che hanno organizzato, sono venuto qua gratis, quindi un applauso per la parola. Bravo. A parte gli scherzi, sono venuto qua apposta per dire una cosa. Oggi è il 3 marzo e una persona doveva compiere 69 anni, che adesso non c'è più, e sarebbe Lucio Dalla, e io vorrei fare un applauso visto che siamo qua. Questo che non si ricorda mai, si ricorda più.